Benvenuti a tutti, siamo ospitati dall'Istituto Alberghiero di Castelvetrano qui per il Sarduzza Fest, un cookie show sta per andare in onda e i protagonisti saranno proprio gli allievi dell'Istituto Alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano. Due le ricette che conosceremo questa sera assieme a tutti voi, assieme al nostro pubblico, assieme alla giuria tecnica, assieme al maestro Peppe Giuffrè che io chiamo accanto a me. Peppe Giuffrè di Casa Giuffrè, che è tra i protagonisti di questo progetto che vuole valorizzare la sarduzza di Marinella di Selinunte, un pesce povero ma dalle magnifiche qualità organolettiche, nutritive, ne abbiamo parlato tantissimo, continueremo a farlo. La ricetta di questa sera, la prima che andiamo a presentare, è l'arancina al nero di seppia con ripieno di sarduzza di Selinunte e vastedda del Belice DOP. Peppe, io per fare questo chiamo subito il tutor, ci sarà un tutor e ci sarà un allievo che ci presenteranno tutto questo. Il tutor è il professor Michele Ciaccio, che qui chiedo di raggiungerci, e invece l'allievo è Vincenzo Passiglia, così ci dicono. Buonasera. Passiglia. Allora, l'arancina al nero di seppia con ripieno di sarduzza di Selinunte e la vastedda del Belice DOP, prodotti tipici per eccellenza, parlatecene un po'. Sì, diciamo che questa ricetta con forza, bisogna dire grazie a Lina Stabile, la dottoressa Lina Stabile, che noi non volevamo, come scuola volevamo presentare un'altra ricetta, però la dottoressa Lina Stabile in una riunione che noi facemmo a scuola allora dice: io voglio questa arancina, e per cui l'avevo e l'abbiamo riproposta questa mattina e oggi con l'alunno Pastiglia, Passiglia, ci siamo un po' imbattuti in questa esperienza. Che cos'è questa arancina al nero di seppia? Parliamo, diciamo, sempre di un pesce mediterraneo, perché abbiamo preso questa seppia questa mattina, abbiamo estratto il nero, e per cui poi abbiamo a Julienne, abbiamo tagliato a Julienne, diciamo, la seppia, l'abbiamo passata in padella leggermente, abbiamo messo poi l'acqua sopra come fare un timballo e ci siamo fatti questo fumetto con sedano e cipolle, questo nero di seppia, un po' di sale, del finocchietto selvatico che è il principe, certo, assieme alla sarduzza, certo, si sposano tanto bene, per cui abbiamo fatto la cottura del riso e dopodiché abbiamo fatto la farcia di inserire all'interno di questa arancina, perché sì, gli arabi l'hanno portata allora intorno all'800 e appunto arancina, loro adottavano questa palla di riso con della spezia, zafferano, mettevano cannella, e i siciliani invece di solo questa palla di riso, appunto poi nasce arancina, hanno pensato di inserire all'interno qualcosa, perché nasce con la carne, poi sì, nasce con la carne. Noi all'interno abbiamo inserito carne, ma abbiamo inserito una farcia fatta di sarde, finocchietto, pinoli, uva passa, cipolla e un profumo di aglio leggero, e poi abbiamo inserito questo nostro formaggio DOP, questo doppio europeo, questa prelibatezza, che è un formaggio a pasta filata, pasta acida, che è la nostra pastella del Belice, dove veramente un formaggio che ha tante risorse, diciamo, è molto spendibile nella cucina. Per cui questo abbinamento l'abbiamo provato, va benissimo. E dove adagiamo questa arancina? La adagiamo su una fonduta di vastella. Per cui abbiamo questa fonduta di vastella. Cercheremo di mettere un chips di pane nero, per cui sempre territorio, sempre Castelvetrano, sempre sì, Belice, sempre i nostri prodotti. Ancora una volta è la sarduzza. La sarduzza cercheremo di metterla nella farcia, ma poi cercheremo di farla volare sopra questa arancina. Vediamo se ci riusciamo. Passiglia, questa mattina di sicuro. Per cui è questa la... Vi lascio cominciare il vostro lavoro allora. Grazie. Peppe, cosa ne pensi di questo? Ma penso che qua il gioco si fa duro. Il gioco si fa duro perché come in tutti i concerti che si rispettano, alla fine poi c'è lo special guest, e qua si tratta proprio di... Stiamo andando sul difficile, quindi parliamo di una cucina, sono cose elaborate, ecco, che ha naturalmente intanto vari step, e oltretutto parliamo di una cucina che rispetta sì la tradizione e cose varie, ma nello stesso tempo mette in campo un certo rapporto di
di padronanza da parte dello chef, perché d'oltrecanto, come vedi, di arancina tradizionale c'è veramente poco, C'è o veramente quantomeno poco. c'è la base che è una palla di riso. Però, Lina Stabile, la colpa è di Lina Stabile, però quello il di questa ripieno, arancina. ma no, ma di questo io ne sono contento, perché dobbiamo andare a fare, così, tra virgolette, perché non sono esperimenti, una persona che cucina sa se mette del pecorino e della bottarga, deve prendere quantomeno un pecorino non molto stagionato, perché se in quel momento, se prende un pecorino di 30 mesi e ci mette pure la bottarga, ci vuole coraggio a mangiarla. Ma se prende un primizio, e per primizio si intende che ha visto poco sale, ma bottarga ci può mettere. D'altronde mezzo mondo, formaggio e pesce non si mangia, ma mezzo mondo fa mozzarella e bottarga, e quindi di conseguenza si sono ribaltati quei canoni rigidi della cucina in cui il pesce non doveva vedere il formaggio. E quindi qua è un'espressione anche territoriale oltretutto, quindi che ben venga. Quando ti trovi di fronte a un formaggio che fa il giro del mondo perché ha tutti i requisiti necessari per andare in qualsiasi mercato, come la costella del Belice, e allora ci siamo tutti zitti, parla la cucina, parla lo chef, parlano gli odori. Io mi avvicino all'allievo che sta preparando, e qui dentro ci sono un bel po' di cose, ecco, le vogliamo ricordare piano piano, una per una, così chi volesse per caso ripetere questa ricetta e cimentarsi magari ci riesce. Allora, cosa c'è qui dentro? C'è un soffritto formato da carote, sedano e cipolla, poi abbiamo aggiunto l'aglio sano perché poi andrà tolto, poi abbiamo messo le sarde di Selinunta, il finocchietto selvatico, pinoli, uva passa. Che cosa andrete ad aggiungere? Un po' di curcuma sicuramente. E la curcuma serve per dare un colore in più o è proprio per il sapore? È un antiossidante, al momento è molto trend perché tutti parliamo di curcuma, Sì. di antiossidanti, eccetera, eccetera. Noi ci troviamo bene in cucina e le devo dire che a volte sostituiamo benissimo anche lo zafferano, anche se lo zafferano non è un intruso. Io ho sentito un intruso, no, perché lo zafferano viene coltivato nella provincia di Enna, viene coltivato qui nell'Agrigentino a Montevago, ci sono dei campi che coltivano zafferano e si sta cercando di con degli ottimi risultati, e anticamente lo zafferano veniva coltivato e non a caso c'è nella provincia di Caltanissetta c'è un pecorino con dello zafferano. Enna, Piacentino Ennese, Enna, è l'unico perfetto, formaggio Enna. al mondo che è fatto con lo zafferano e che è giallo. Con delle Allora, coltivazioni, professore Caruso, la maggior parte stamattina- il territorio più vocato allo zafferano è la valle dell'Alcantara, nel lato della Sicilia orientale, che in tempi non sospetti era spontaneo, non era. Oggi invece un po' tutta l'agricoltura siciliana sta tentando di fare zafferano, infatti spesso ho degli amici che mi chiamano e dice sai ho tanto zafferano ma per commercializzarlo, e lì incominciano i problemi Di pieno fatto. perché ci vuole la stanza adatta, deve stare al buio, e poi fra l'altro come legge igienico-sanitaria con lo zafferano non è facile, deve dichiararlo, e io a tutti rispondo, dico mettetevi assieme, perché con 30 grammi di zafferano non si va in nessun posto, con 2 kg di zafferano incominciamo a parlare, possiamo telefonare a Oldani che ne consuma molto, quindi pensate che Oldani fa il gelato allo zafferano, il riso, insomma Oldani è stato l'apripista per lo zafferano dopo Gualtiero Marchesi, perché il risotto alla milanese con la foglia d'oro è Gualtiero, e a sua volta i suoi figli, da cui Carlo Cracco, perché Cracco era l'allievo preferito di Gualtiero Marchesi, hanno continuato con questi spistilli splendidi che, devo dire, se usati bene, se c'è qualcuno che li sa usare, non sarei io questo perché non fa parte un po' del mio DNA, ma se usati bene hanno qualcosa di straordinario, come anche la curcuma, attenzione, ma la curcuma ha un'incidenza come dire, sia odorosa e sia di sapore totalmente diversa dallo zafferano. Direi che lo zafferano è leggermente più nobile come prodotto.
Peppe, mi vorrei avvicinare ancora perché sto vedendo esattamente Stiamo come facendo le preparano arancine. le arancine, Falla, proprio falla, come Hanno fatto nere le arancine. le hanno fatte nere, le appallottolano Le hanno e le fatte nere. preparano Sì. con il ripieno. Guarda che bel movimento, questa apertura un po', come dire, della mano un po' a cucchiaio, dopodiché crei il ripieno e questo ci sta tutto, la tattilità in cucina, è quello che quando si accarezza, quando si è quello per cui spesso ci spendiamo noi nel dire che se non metti le mani in pasta, ma che cuoco sei? Ci sono delle altre arancine, però quelle non sono nere. No, noi per accelerare un po' il servizio, perché lei pensi che la cottura di Quella è qualsiasi sempre riso nera, è panata. acceleriamo un po'. Quindi sono le due versioni, facciamo vedere Questa un qua po'. poi si passa. In buona sostanza, Sì. per la cottura del riso ci vogliono circa 20 minuti. Lei pensi che lei mi aspetta 20 minuti? No, Poi ci vogliono altri assolutamente. 15 minuti per raffreddare. Lei pensi che... No. Per cui di conseguenza noi abbiamo i passaggi, li abbiamo un po' accelerati. Sì. Facciamo vedere che l'arancino l'ha fatta passiglia, con passione, con amore, con la nostra tradizione. Però poi siciliana. deve diventare Sì, però noi facciamo una cosa, noi dobbiamo fare una cosa, che la dobbiamo impanare qui davanti. sì, Ecco, appunto. allora noi ci siamo preparati anche a questo, perché pensavamo che la giornalista era esigente da volere la panatura. Ma Facciamo poi, fra vedere i l'altro, passaggi sì, fino sì. alla Ti fine. posso dire una cosa, quel signore è un vero cuoco. Diffidate quei cuochi con camicie bianche, con giacche Assolutamente no, pulite, assolutamente no. guardatelo, venite. beh. Facciamo il particolare. Lui sì che è uno che cucina. Che ce devo Quando dire? vedete con le divise bianche, pulite, Maestro sistemate, come Giuffre. questi in cucina non c'entrano mai. Maestro Giuffre, come mangia Sei un grande. come mangia famoddighi, come fa a fare? Bene, Il perfetto. vero cuoco, quando dici lo tocco perché è vero, ed è così. E allora, la nostra bella mollica. Quindi per la panatura cosa Sì. utilizzate? Ecco fatto. Tu li impani e poi possiamo andare pure subito in cottura, perfetto. Sì. Da quella parte devi mettere. Questa è come se fosse una pastetta chiamata dalle mie parti. Una Quella pastetta, sì, sì. C'è chi la chiama pastella, Sì. c'è chi la chiama elegante, c'è chi la chiama, c'è chi mette l'uovo, c'è chi non Sì, lo si può mette, mettere, insomma poi ci no. sono poi le varie, Naturalmente, ecco, le varie derivazioni. questa pastella in virtù delle arancine che noi andiamo a fare, si può pure aggiungere un po' di zafferano, si può aggiungere un po' di curcuma, Sì. per dare quella doratura ancora migliore, per rendere l'arancina che è d'oro, sembra particolare, per cui si può anche aggiungere della cosa. In questo caso noi non aggiungiamo niente allo stato puro perché abbiamo qualcosa di nero, per cui non nero. andiamo a intaccare un po' il... E poi si passa alla frittura, si va a alla friggere frittura, l'arancina. già noi siamo già in frittura, già noi. E quanti minuti deve friggere l'arancina per essere perfetta? E allora con un olio noi stiamo friggendo con circa 170 gradi, perché cerchiamo di non superare i 180 gradi per il discorso del punto fumo, perché poi l'olio, specialmente l'olio d'oliva, dico, Sì. qui stiamo friggendo con dell'olio di semi, se si va a friggere più di 180 gradi lo andiamo a bruciare, diventa anche cancerogeno, cioè fa male, fa certo. male. E poi bisogna essere attenti di non fare tanti passaggi nell'olio, perché la fragranza e il sapore è importante, cioè cambiare, io ai ristoratori o agli operatori che bisogna cambiarlo spesso l'olio. Non ero al litro, cioè non è che diciamo, anche perché non è un discorso anche di sapore, di odori, di profumi, è un discorso di salute, fa male l'olio bruciato, Certo, il punto, parliamo di superando cucina 180 sana. gradi andiamo a intaccare la salute di chi ci dà dei soldini, cioè dei commensali, per cui è importante questa cosa. Quindi Cambiare- l'arancina è pronta è pronto. sostanzialmente. Dobbiamo impiattare ora dobbiamo impiattare che con passiglia, l'alunno passiglia, ora andremo a impattare, perfetto. Professore, noi avevamo già fritto, L'arancina è veramente pronta. è pronta già, l'abbiamo Ecco. fatti già in precedenza, noi Sì. questi, il cuore come vede. Questo è il prodotto finito da servire. Da seguire, sì. Nel frattempo lui continua con il formaggio. Comunque il prodotto è questo, è Possiamo pronto, è adagiarlo, finito. qui che poi lo
Io vorrei dire che a questo piatto noi aggiungiamo dei vini e per questo qui ci sono due ragazze che state vedendo, due allieve dell'Istituto Alberghiero, una in particolare, Alessia Tramunta, ci parlerà dell'abbinamento arancina-vino. Allora, che vino aggiungiamo? Io chiamo anche il professor Roberto Zarzana se ci vuole raggiungere, che è il tutor per quanto riguarda il vino, le bevande. Allora, che vino va abbinato? Allora, noi stiamo abbinando un vino rosso DOC Sicilia del vitigno Perricone dell'azienda Colomba Bianca. Questo piatto presenta alla bocca una buona acidità data dalla vastedda del Belice DOP, contrastata appunto dalla tendenza dolce della frittura dell'arancina. Le sarde con finocchietto selvatico contribuiscono a loro volta con una spiccata aromaticità, persistenza e fragranza. Appunto abbiamo abbinato questo vino con, che sarebbe un vino rosso DOC Sicilia. Chiamo il professore qui, vicino a me. Della Valle del Belice, che questo vino ha tannini morbidi e leggeri, una spiccata aromaticità e contrastano senza prevaricare, tannini. Ha detto tutto, più di questo cosa deve dire? Professore, venga qui accanto a me in favore di telecamera, giriamoci, qua, vicino a me. Guardiamo là, accanto a me così. Ecco, Allora, Abbiamo voluto valorizzare le nostre colline, perché si è tanto parlato di Sarduzza, si è tanto parlato di questo piccolo pesce di grande possibilità e non dobbiamo dimenticare che le nostre colline che si affacciano al mare danno sentori e profumi particolari. Questo vitigno prodotto da questa fantastica azienda ha valorizzato le nostre colline con un antico vitigno e abbiamo pensato a questo vino perché risulta morbido ed è strano di solito pensare a un vino rosso da abbinare a un piatto di pesce, ma in questo caso siamo stati attenti a abbassare un po' la temperatura di servizio e i tannini sono veramente morbidi e quasi non prevaricanti, dove si sente di più il minerale. Secondo me, vicino a questo piatto che è potente ed esplosivo, questo vino non fa altro che abbracciare questa esplosività. Complimenti ad Alessia. Complimenti a tutti voi. Nel frattempo continua la preparazione scenografica, anche questa, dell'arancina al nero di seppia con ripieno di sarduzza, di selinunte e vastedda del Belice DOP, è quasi pronta. Professore, tra un po' andrà in degustazione anche questa, no? Certo. Noi pensavamo, poc'anzi eravamo un po' dubbiosi, io e Pastiglia, se far volare questa sarduzza, ma credo che Pastiglia ci sia riuscito bene a far volare questa sarduzza. È bellissimo anche questo piatto. Per cui Pastiglia ti invito a prendere il piatto, siamo Sì. a posto. Un prego. applauso. Vai, fallo vedere alla giuria. No, questo lo prendiamo qua, non ti preoccupare. Dottoressa Lina Stabile, ci siamo riusciti a far volare questa sarduzza o no? Guardi la sua arancina al nero di seppia. Io non so se la giuria deve assaggiare o sta soltanto No, è soltanto valutando. dimostrativa. Ecco, Far dimostrativa. capire, dottoressa, col suo permesso e col permesso del maestro, far capire cosa fa la scuola. La scuola, ancor prima degli alunni, sia la preside, sia tutta la dirigenza, sia i docenti e noi tecnici, mettiamo il cuore per far capire alle persone Certo. cosa fa la scuola per loro, perché il nostro futuro sono loro. Io dico sempre, non è la preside, ci dirige, ci gestisce. La scuola la fanno i professori, Però e sono gli alunni, gli attori certo. principali sono gli alunni, per cui far capire a chi degusta questa cosa, diciamo la nostra arancina, la passione che mettiamo noi e loro, perché se loro ci danno un input leggermente noi li facciamo. Complimenti. I nostri complimenti vivai sono a loro, tutti. per cui per questo abbiamo detto. Complimenti a tutti. Complimenti. Allora Peppe, noi Te l'ho detto che il gioco si faceva duro. sì. Qua siamo di fronte a una Noi dobbiamo solo a una guardare in questo lavorazione momento. estremamente
estremamente difficile e quindi complimenti che la scuola sforni questi allievi con una preparazione del genere. Sicuramente abbiamo un futuro, abbiamo veramente delle cose rosee, come si suol dire, anche se qua è nero, ma è un nero di quelli che non porta, è un nero d'allegria questo. È un nero d'allegria, di grandi sapori. Oppure possiamo anche modificarlo, è una sfumatura di grigio, è una delle 50 sfumature di grigio questo qua. Io mi avvicino comunque alla giuria per chiedere Ma a... mi sembrano sorridenti, ogni Sono boccone c'è un impegnati, sorriso. però a qualcuno voglio chiedere velocemente un parere. È ottima, cioè Nero di Seppia l'avevo assaggiata, ma con la sarda mai è ottima, anche l'accostamento col formaggio è ottimo. Sì, eccellente, molto equilibrato, piacevole al gusto, all'assaggio, veramente complimenti agli chef. Passiglia. Veramente molto molto buona. E allora, Diana, una continuazione... non so se hai sentito cosa ha detto la signora. Sì. Sai la signora come impiega la sua giornata? E allora, la sua giornata lavorativa è quella di iniziare la mattina e finire forse a sera tardi a cucinare, a preparare, a fare delle preparazioni, una cucina molto, molto carina. Mi ha fatto vedere delle foto straordinarie di quanto si impegna. E quindi è un'appassionata? No, lo fa di lavoro, lo fa per per lavoro, hobby, ecco. poi va nei comuni e fa la dirigente, ma per hobby, perché il suo vero lavoro è quello di sfornare piatti e di girarci attorno. Proprio io sono stato, come dire, con gli occhi sgranati a vedere questa carrellata fotografica, sembrava il book di Jamie Oliver, sai, Jamie Oliver quando ti vede, quello accende subito tutti i video e ti fa vedere tutte le sue follie gastronomiche. E lei è stata uguale. E lei è stata uguale. Ascoltiamo un altro parere, velocemente, la signora qui dall'inizio del tavolo. Ritengo che sia ottima, soprattutto la panatura, perché è difficilissimo farlo. No, ma da lei, con questo... vi prego, la prego, io la fermo. Da lei non desideriamo sapere i sapori, gli odori. Lei, c'è una parolina magica che si chiama food design. Noi desideriamo che ci dia il disegno di questo piatto. Perfetto, Anche perché quel signore se lo merita, questi due signori. No, Passiglia, l'alunno. Tutte e due. Per noi gli attori Vogliamo- principali vogliamo sono gli parlare- alunni. Vogliamo parlare di architettura, la prego, non si tiri indietro. Ha detto perfetto. È perfetto, soprattutto questo Ecco, effetto cosa di abbiamo? pane nero. Abbiamo- La chips di pane nero, sì. Due cerchi eccezionale. e un semicerchio. Due cerchi e una semicerchio. linea Sembra una scultura di Consagra, effettivamente. Sembra Consagra, una con scultura di l'Inter. Consagra. Ma Passiglia di Castelvetrano. ha fatto una stella se non sbaglio. Sì. E io lo sa cosa sto facendo? Io sto facendo, siccome non so cucinare, ho visto una forma che è come la stella di Consagra, sottofondo a Pantelleria. Dice, ma è vero che ci mettete la birra nel bacetto di Pantelleria? Dice sì, se deve durare tanto. Ci sono altre cose che ci mettete. E mi hanno spiegato che poi ci mettono anche un po' di farina, un paio di uova e lo girano. Quando diventa a pastella, dice, se tu ci metti questa stella dentro, la metti nell'olio caldo, poi si stacca da sola dalla formina e ti viene una stella di Consagra. Veda perché conosco Consagra per questo, non perché so che... Peppe, noi Quindi abbiamo... È un complimento. Certo che lo Due è. cerchi, un semicerchio, una linea e poi questo discorso di questa piccola spumina e questo cremoso sotto che è straordinario. Questa dadolata di crudaiola di pomodoro marmante, penso, io non ne capisco niente, ma dico è marmante questo, può essere o no? No. Signori miei, non è che ci vuole solo la TV per raccontare i piatti lo con so, lo poesia, so. basta Iana Cardinale. Noi abbiamo finito questo momento, ci fermiamo per un attimo perché subito dopo abbiamo un'altra ricetta, l'ultima di questi cooking. Grazie a tutti voi, complimenti ancora, grazie e buona degustazione, grazie a Peppe, ci No, grazie ritroviamo a tra voi. poco. Grazie a voi.